iniziamo questo lungo pomeriggio scandito in due momenti. Il primo dedicato al restauro conservativo, alla conclusione del restauro conservativo di Santa Maria in Aventino, Santa Maria del Priorato dei Cavalieri di Malta, condotto dall'architetto Ferreri, Giorgio Ferreri. Voi sapete che l'affidamento dell'incarico a Giovan Battista Piranesi è del 1766, vale a dire 200 anni dopo la riconfigurazione della chiesa di Santa Maria in Aventino, che da qualche tempo apparteneva all'ordine ospedaliero, poi Cavalieri di Malta, e quello di Santa Maria del Priorato con l'antistante piazzale è una delle poche opere di architetture piranesi che realizza tra l'altro il Caffè degli Inglesi e un progetto mai iniziato per il Coro di San Giovanni in Laterano, per professori portoghesi, presentando anche degli inediti. Dicevo, tre opere soltanto di architettura da parte di Piranesi, che conosciamo tutti per la straordinaria quantità di incisioni e di testimonianze incisorie che ci ha lasciato, ma che ostinatamente ha sempre inciso nel frontespizio delle proprie raccolte di incisioni Giovan Battista Piranesi, architetto veneziano. È sorprendente quindi questa memoria continuativa della propria origine veneziana e di questo suo ruolo di architetto sempre ribadito e rivendicato, pur nella ristrettezza delle occasioni progettuali che lui ha avuto. Ma non voglio dilungarmi, la volata sarà molto lunga, cedo la parola a Eugenio Rovoli, dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, responsabile dell'ufficio comunicazione, che introdurrà la giornata. Buonasera a tutti. Ieri l'Ordine di Malta ha avuto il grandissimo piacere di poter riaprire ufficialmente le porte di Santa Maria in Aventino dopo l'intervento di restauro che mi azzardo a definire storico e del quale l'architetto Giorgio Ferreri vi parlerà subito dopo il mio intervento nel dettaglio. Ieri nella Villa Magistrale abbiamo organizzato una conferenza stampa gremitissima con oltre 50 giornalisti e oggi tutti i principali giornali italiani parlano della chiesa, dei Piranesi e del restauro. Vi confesso che l'attenzione che ha riservato la stampa ad un restauro di una singola chiesa, per quanto unica, ma questo lo sappiamo noi, mi ha davvero molto rincuorato. Vuol dire che la cultura e la bellezza hanno ancora la capacità di generare l'interesse dei giornali e dei lettori in questo nostro paese. Permettetemi di ringraziare ufficialmente il professor Francesco Moschini per il suo intervento durante la conferenza stampa, che ha incantato la sua eloquenza e competenza. Per noi che abbiamo il privilegio di vivere la chiesa ed il complesso della Villa Magistrale quasi quotidianamente, è stato davvero gratificante vedere ieri durante l'inaugurazione gli sguardi degli ospiti rapiti dalla bellezza della nostra chiesa. Ma vi devo anche dire che per me è altrettanto gratificante constatare quante persone ancora oggi ci scrivono da ogni parte del mondo facendo richiesta di visitare la chiesa. Ieri nel suo discorso durante l'inaugurazione il Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Fra Giacomo della Torre, ha sottolineato come la responsabilità del governo dell'Ordine è quella di avere la capacità di preservare e valorizzare l'eredità artistica e culturale della quale siamo i temporanei fruitori, mentre al contempo questi beni artistici devono essere utilizzati e vissuti, e come è il caso della Villa Magistrale, sede istituzionale di governo dell'Ordine, viene utilizzato ovviamente per gli scopi di rappresentanza dell'Ordine. Ma non basta. Lo sforzo che stiamo facendo è di garantirne la fruizione a scuole, università, accademie, istituzioni culturali e conseguentemente a loro docenti e studenti. Non è uno sforzo semplice, ma credo che sia sicuramente apprezzabile. Artisti del valore di Giovan Battista Piranesi meritano soprattutto oggi
di essere studiati, apprezzati ed ammirati. Fine della citazione. Quindi desidero in questa occasione sostanzialmente sottolineare l'impegno dell'Ordine di Malta nel considerare il complesso della Villa Magistrale non come una proprietà privata, ma parte integrante della città di Roma. Occorre ovviamente sempre tenere presente che si tratta di una sede istituzionale e del governo dell'ordine e sede di due nostre istituzioni, ovvero il Gran Prado di Roma, che è una delle più antiche istituzioni dell'ordine, che raggruppa i membri dell'ordine nell'Italia centrale, ed è sede della nostra ambasciata accreditata presso il Quirinale, ed è una sede comunque garantita dall'extraterritorialità da parte della Repubblica Italiana. Nonostante questo, l'ordine è fortemente impegnato nel garantirne la fruizione ed in particolar modo della Chiesa. Per farvi soltanto alcuni esempi, abbiamo aperto la villa durante le giornate di primavera del FAI del 2016, quando la fila dei visitatori arrivava addirittura fino al circo massimo. L'anno scorso abbiamo avuto 7.200 visitatori durante le giornate del venerdì, che sono da noi riservate all'apertura della villa e della chiesa, e questi 7.200 visitatori rappresentano il 62% di visitatori in più rispetto all'anno precedente. Poi abbiamo in essere accordi con alcune scuole e università italiane ed europee per le visite dei loro studenti. Ad esempio lo scorso anno abbiamo ospitato gli studenti del Master di Arts Management and Administration della Bocconi. L'Aventino è un luogo straordinario, direi che queste immagini ce lo rendono ancora più magico. Lascio la parola all'architetto Ferreri, che potrà entrare nel dettaglio del lavoro di restauro. Ecco, peccato non aver fatto un video del genere prima dei lavori, perché era tutt'altra cosa. Allora, io ringrazio il professor Moschini intanto per avermi così dato la possibilità di condividere questa esperienza. Poi approfitto di questo microfono per ringraziare l'architetto Prosperetti e l'architetto Scoppola che sta arrivando, perché con la loro attenzione ci ha dato, è stato uno stimolo, è stato anche un supporto nel progetto di questo restauro. Abbiamo avuto l'aiuto, diciamo così, dell'architetto Centroni, che ci ha supportato in tutte le varie fasi del restauro. Questo volevo dirlo perché c'è stata una situazione proprio di collaborazione e di armonia tra tutte le persone, in particolare tra me e la direzione artistica e l'architetto Centroni. E infatti è stato molto utile approcciare questo lavoro con molta umiltà, però con delle decisioni abbastanza ferme, definite, senza l'ausilio dell'architetto e del direttore tecnico sarebbe stato un lavoro molto più complicato. Ora dunque, le alte cariche dell'Ordine di Malta era l'autunno del 2016, diedero mandato perché si eseguisse questo intervento. La situazione che ci siamo trovati davanti era di un avanzato stato, cioè un degrado diffuso di tutte le superfici, sia quelle esterne che quelle interne. Internamente le polveri, i depositi avevano uniformato tutte le cromie, sia quelle delle pietre che quelle delle differenti parti in superficie. Esternamente, questo è ancora all'interno, esternamente l'effetto del tempo, le intemperie, i venti, perché è una zona molto esposta, avevano portato via qualsiasi forma di colore. Parecchi erano i distacchi dei decori, delle parti anche qui in stucco. E questa era una situazione apparente. Quindi abbiamo intrapreso il progetto, prima del progetto abbiamo fatto un rilievo molto, molto dettagliato. Questa è la situazione dentro, dove adesso poi vediamo, le superfici erano, diciamo, presentavano in maniera molto molto critica. L'umidità dal basso, l'umidità di risalita aveva rovinato tutte le moderature e gli stucchi nella parte bassa, e superiormente avevamo delle lesioni molto accentuate. Nella fase di rilievo la chiesa era strapiena di decori, era piena, e questa era una cosa che all'inizio un po' ci ha spaventato, però di fatto i decori erano stati
avevano le proporzioni, le dimensioni esatte rappresentate nei disegni del piranesi, quindi diciamo questo è stato un importante aiuto. E quindi siamo andati avanti e nella parte progettuale, individuando tutti i punti critici, tutte le lesioni, le particolarità del degrado, trovando per ciascuna una via di restauro, una metodologia dedicata. Ed è stato così tirato su un grosso ponteggio, un'importante opera provvisionale che ha riempito tutto il volume interno. Infatti il restauro è stato diviso in due parti, una parte interna e una parte esterna. Nella parte interna, con quest'opera provvisionale, siamo arrivati alla quota del soffitto, dove tutto la situazione presente, appunto a distanza ravvicinata, era differente da quella prevista, ossia l'apparato decorativo sembrava rovinato, sporco, con delle lesioni, però sembrava integro. In realtà era prossimo al distacco, toccandolo con mano alcune superfici, come quelle dei putti, come le armature, si muovevano di diversi centimetri. Che era successo? Era successo che molte parti in stucco ed intonaco si erano staccate dalla parte muraria della volta, ma grazie proprio alla buona fattura del lavoro realizzato da maestranze veneziane, le superfici intorno, le porzioni intorno facevano da sostegno alle parti distaccate. Quindi il lavoro è stato molto tempestivo. Il distacco di porzioni di questo soffitto sarebbe stato rovinoso, sarebbe stato quasi impossibile ricostruirle nella loro originalità. Quindi siamo intervenuti con un intervento di messa in sicurezza, che significa un preconsolidamento attraverso su cui abbiamo posato delle garze, incollandole con prodotti naturali, con una colla naturale che poi abbiamo rimosso, e abbiamo fatto una mappatura dettagliata di tutti i punti critici in modo da stabilire delle priorità di intervento. Noi avevamo una squadra completa di 9 restauratori, insomma in totale erano in 16, tutti presenti contemporaneamente. Ha lavorato, l'appalto aveva una scadenza di 4 mesi, noi in 3 mesi siamo riusciti a far tutto, nonostante appunto le varie difficoltà. Questa dei distacchi era prevista, ma non così importante, era un problema molto, molto grave. Avevamo delle infiltrazioni anche importanti, perché ci siamo accorti che un tubo che passava sopra la volta perdeva acqua. Allora questa volta è stata costruita in muratura durante l'intervento del Piranesi, che rimosse la vecchia copertura, perché questa era una chiesa cinquecentesca che è stata trasformata. Le volte ricostruite avevano degli spessori molto importanti, e quindi durante il restauro abbiamo dovuto anche fare attenzione che i materiali si asciugassero in tempi giusti. Il restauro è durato 2 anni, la costruzione della chiesa è durata lo stesso tempo. Io non so come hanno fatto le maestranze venete a realizzare tale opera in così poco tempo. Pensate ai tempi di asciugatura dei materiali. Noi soltanto il problema dell'umidità di questo punto ce lo siamo trascinato avanti fino alla fine, siamo intervenuti più volte per risolvere. Questa immagine dà l'idea su questi pochi centimetri di quante criticità erano presenti. Cosa significa? Significa che noi la chiesa il progetto della chiesa l'abbiamo probabilmente rivisto, nel senso erano molti di più i punti dove intervenire, però non era così disastrosa la situazione, perché facendo delle prove di pulizia delle superfici ci siamo accorti che sotto la tinta era in ottimo stato, in discreto stato, ma insomma in buono stato, quindi è stato possibile recuperare le cromie originali date dagli stessi artigiani che l'hanno realizzata. Questa chiesa non ha mai avuto restauri così importanti come quello adesso. Abbiamo avuto un intervento nella metà dell'800 e un intervento negli anni 60. Quello del metà dell'800 ha riguardato la copertura, quello degli anni 60 ha riguardato le fondazioni. Quindi tutta la parte decorativa era quella, non era mai stata toccata, era soltanto, tra virgolette, da pulire. Questi sono i putti, per esempio, con le garze messe. Questi putti si muovevano veramente di 6-7 cm ed era come un lenzuolo, le restauratrici all'opera. Quindi, fatto questo preconsolidamento,
cerco di essere sintetico e poco tecnico, abbiamo eseguito le operazioni di pulizia, e le operazioni di pulizia meccanica mediante l'uso di pennelli asciutti, no? Mediante l'uso in basso a destra ci sono delle spazzole che sarebbero, si chiamano wishab, sono usate sfregando la superficie centimetro dopo centimetro, si deteriorano e insieme al materiale che perdono viene via anche lo sporco. Poi abbiamo usato anche impacchi di cellulosa sulle parti lapidee, abbiamo usato la carta giapponese, che anche quella bagnata con prodotti apposta ti permette, una volta tolta, di trascinare via, di rimuovere lo sporco. Lo sporco erano polveri, muffe molto importanti per l'umidità presente, erano depositi dovute alle candele, il nero fumo, e poi abbiamo qualche volta usato anche l'acqua e come dicevo prima appunto gli impacchi. Il consolidamento è stato eseguito, diciamo, in due modi, sono forse troppo tecnico ma cerco di essere breve, però sono cose curiose, perché questi vuoti che si sono creati tra la parte di decoro in stucco e la volta in mattoni erano abbastanza importanti. Bisognava intervenire senza creare movimenti e sollecitazioni importanti. Quindi mediante trapani a mano abbiamo eseguito dei fori e inietato un prodotto a base di calce che si chiama Ledron, che serve per ricostituire l'adesione tra i due materiali. E anche qui non erano interventi sporadici, era tutta la volta a distanza di dove serviva, abbiamo, mediante battitura si segnava dove andava eseguito questa operazione e via così. Eseguito questo, diciamo, consolidamento, la parte importantissima è stata quella di ricostituire le parti mancanti, le parti distaccate. Nelle parti delle superfici verticali, cioè sulle pareti, qualche cosa siamo riusciti a recuperare, perché il materiale era stato raccolto da una cornice che gira perimetralmente intorno all'interno della chiesa ed era caduto lì. Altre volte il materiale è andato completamente perso, quindi abbiamo dovuto ricostituire questi stucchi, sempre con materiali tradizionali. L'approccio è stato, diciamo, un approccio anche lì molto, molto umile. Abbiamo usato materiali tradizionali, abbiamo cercato di fare un intervento che non fosse invasivo e che fosse riconoscibile, per cui un occhio attento a distanza ravvicinata riesce a vedere le differenze. Questo perché le nuove superfici non hanno hanno una rugosità diversa e qualche volta gli abbiamo lasciato si chiama sottosquadro, gli abbiamo realizzata una profondità di 1 millimetro, 2 millimetri, in modo da poter riconoscere un domani le parti nuove e le parti vecchie. Qui abbiamo eseguito, questa fotografia è una fotografia particolare perché questo è stato il metodo con il quale abbiamo ricostituito le parti che si ripetono, ossia per esempio dei decori che sono nelle tenie, nei fascioni con motivi vegetali, insomma con le foglie. E facendo dei calchi in silicone abbiamo potuto creare degli stampi, colandoci lo stucco a base di Ledron, eccetera, eccetera, e abbiamo ricostituito degli elementi che sono stati poi messi nelle parti mancanti. Altre volte il recupero è stato fatto da mani abili, molto abili, completamente come era stato realizzato all'epoca, come una scultura. E infatti vedete per esempio sui volti degli apostoli mancavano alcuni elementi come il naso, per esempio qui di San Giovanni, a sinistra era la situazione originale, a destra è una delle fasi della ricostituzione e via così a destra ancora è il naso ricostituito, però da vicino si riesce a capire che il naso non è originale. L'altra parte dell'intervento è stata quella di rimuovere gli interventi impropri eseguiti in precedenza. Qualcuno in poche parti aveva risolto il problema dei distacchi sovrapponendo le superfici esistenti delle nuove superfici, probabilmente inizio secolo e soltanto in una parte delle decorazioni, perché non c'era ancora l'abilità di poter eseguire queste perforazioni e queste iniezioni di consolidante. Quindi con molta attenzione abbiamo rimosso le parti vecchie, ricostituito la coesione e poi proceduto con il restauro. Altre volte invece le scialbature nella parte più bassa, come a destra, sono state rimosse centimetro dopo centimetro con le bisturi.
Ripeto, le superfici sotto ancora adesso sono quelle originali. Noi abbiamo trattato quest'opera, questi interni, come fossero quelli di un quadro, quindi non è proprio un restauro d'architetto, ma è più da restauratore di opera pittorica. Allora, poi sono stato abbastanza schematico perché siamo già agli esterni. L'approccio sugli esterni è stato lo stesso, ossia anche qui parliamo di un decoro che il Piranesi aveva rappresentato prima, cioè che è un decoro pieno di dettagli minuziosi, per cui anche qui pulizia, consolidamento, e la cosa particolare è che non avevamo più testimonianze importanti delle cromie originali, però da qualche parte sotto gli aggetti del cornicione eccetera c'erano degli elementi che davano l'idea di un colore rosso o forse giallo, non eravamo sicurissimi. All'interno avevamo recuperato, volendo, un trompe-l'œil di una finestra finta e in questa finestra riportava gli imbotti dello stesso colore dell'interno, e quindi questo ci ha permesso di dire con sicurezza che l'esterno andava trattato con l'interno. Infatti anche qui abbiamo i decori in color travertino chiaro e gli sfondi sono color ocra. Questa era la condizione in cui si presentava agli esterni. Durante i lavori nella prima fase, nella fase degli interni, durante il cantiere erano caduti addirittura dei pezzi, quindi abbiamo dovuto costruire un ponteggio di sicurezza per impedire le cadute. Quindi, realizzato il ponteggio per gli esterni, cosa abbiamo fatto? Molte parti che erano prossime al crollo, al distacco, ma erano grosse parti, sono state spostate, portate a terra, restaurate, consolidate nella loro porzione e poi durante il restauro riportate su e ricollocate nella stessa posizione. Naturalmente erano state ridisegnate, fotografate e documentate. Ecco, questo è nella parte retro dell'abside, quindi il colore che vedete lì non era il suo originale, era sotto non c'era. Questo intervento deve essere stato fatto quando il dilavamento aveva già portato via il colore originale, e questa è la chiesa finita che avete visto nel filmato. E abbiamo rispettato le parti con le bugne, color travertino, e con la stessa logica degli interni, ripeto, abbiamo eseguito la parte degli esterni. Questo è un po' tecnico, forse molto veloce, descritto male, però voglio dire, la particolarità è stata quella di scoprire che il Piranesi aveva lavorato su dei dettagli minimi, ossia i dettagli minimi ci permettono adesso di poter capire e di poter percepire delle profondità particolari, cioè le profondità dei vari elementi, che tutto sommato sono particolari, no? Dicevo ieri che sono quasi come un terzo colore, abbiamo l'ocra, abbiamo il bianco, abbiamo un terzo colore che è il grigio dell'ombra, e questa è, diciamo così, è stata la mia esperienza e basta, condivido, lascio la parola. Grazie a Eugenio Iroldi, grazie a Giorgio Ferreri, che ricordo con Massimiliano Sabatella questo cantiere. Invito al tavolo adesso il professor Portoghesi, la professoressa Fiorani, Francesco Prospetti, spero che sia arrivato Francesco Coppola. L'esposizione sul restauro della chiesa è stata estremamente utile per farci capire l'intensità con cui Piranesi ha realizzato questa sua idea nell'unica occasione che ha avuto di realizzare un'architettura che non è isolata però, perché è all'interno di un complesso, quindi diciamo che Piranesi ci ha regalato un angolo di Roma tra i più belli che si possano descrivere, e in effetti molti sono stati gli scrittori che hanno
descritto la città, che si sono soffermati sulla magia di questa chiesa e sulla bellezza di questa piccola chiesa che ha appunto come carattere sostanziale l'intensità. Ecco, io sono soprattutto uno studioso di Borromini, già nel mio Roma barocca concludevo la storia della città di questo periodo con le immagini delle architetture milanesi e notavo come in fondo Roma barocca, nel momento in cui la cultura europea si allontanava dai valori che l'avevano prodotta, aveva avuto come ultimo poeta, cantore di questa qualità spaziale straordinaria, Piranesi, il quale appunto ha dedicato alla città una serie infinita di immagini che da una parte esplorano l'antichità classica in modo minuzioso come mai non era stato fatto prima, dall'altra invece mettono a fuoco le bellezze della città barocca. Tra l'altro la più bella delle incisioni dedicate all'interno della Basilica Lateranense è sicuramente quella fatta da Piranesi, il quale ebbe dal Papa l'incarico di compiere il restauro borrominiano e ci ha lasciato una serie di disegni che ora sono nella Columbia University di New York e nella Avery Collection, che dimostrano con quanto amore, con quanta passione Piranesi si sia dedicato a questa operazione. È già abbastanza strano che 100 anni dopo la morte di Borromini un artista abbia voluto continuare le sue opere quasi pedissequamente, naturalmente introducendo anche una serie di varianti, una serie di nuove indicazioni. Credo che possiamo passare in rassegna anzitutto questi disegni che fanno vedere come il motivo borrominiano che caratterizza tutta la navata principale sia ripreso fedelmente con le stesse nicchie delle sculture centrali e diciamo anche l'abside, che in questo caso è l'abside originaria, fosse decorata secondo le caratteristiche dell'edificio borrominiano. Qui vedete una soluzione ancora più radicale, l'abside antica viene rimossa, viene spostata in avanti e diciamo un secondo tratto dell'ordine borrominiano precede la conclusione absidale. Questa è un'altra soluzione in cui nell'abside viene riportata il grande finestrone che si vede sulla facciata interna della basilica. Questa è un'altra ipotesi per l'abside. Questa infine è la più borrominiana delle soluzioni perché introduce l'ordine della navata principale anche nel transetto, che viceversa come sapete era un capolavoro di architettura cinquecentesca, che viene totalmente eliminata in questa ipotesi in cui vediamo anche un baldacchino ispirato a quello di San Pietro. Qui viceversa vediamo un intervento squisitamente piranesiano, cioè con un linguaggio analogico viene proposta una soluzione dell'abside con una nicchia trasparente e un evidente ricordo del Redentore che testimonia questo amore per Venezia che non abbandona mai questo grande figlio che tuttavia arriva a Roma a 20 anni e quindi passa quasi tutta la sua esistenza
a Roma, con una nostalgia che non trapela tanto negli studi quanto nel modo di disegnare. E il modo di disegnare di Piranesi è un modo di disegnare nutrito dalla maniera vecchia di interpretare il disegno attraverso il colore, e non potendo utilizzare il colore, Piranesi inventa nelle sue incisioni un colore spirituale, potremmo dire, che è ottenuto attraverso questa vibrazione continua delle sue linee, dei suoi segni, che trovano poi un'espressione poetica inarrivabile nei cieli. Ecco, io ho portato con me un documento dell'amore per Piranesi che caratterizza tutta una generazione di architetti, un po' più giovane di me, gli architetti che sono noti storicamente per i protagonisti dell'architettura disegnata, che evidentemente si immedesimavano in Piranesi in questa negazione dell'architettura intesa come professione, che realizza metri cubi, mentre l'architettura in effetti può essere realizzata in pieno anche attraverso il disegno. Se il disegno acquista, come nelle tavole piranesiane, quella concretezza, quel fascino della visibilità che effettivamente rappresenta anche uno dei punti di arrivo dei molti architetti romani di quella generazione, parlo del Grao, parlo di Franco Burini, parlo degli architetti appunto che in questo catalogo di una mostra fatta a Cori sull'intervento di Piranesi nelle bellezze di quella campagna a sud di Roma, come appendice alla ripubblicazione di una serie di saggi piranesiani, aggiunge una serie di disegni fatti appunto da giovani architetti, che rappresenta, diciamo, la straordinaria qualità di un intervento che è rimasto sulla carta, che probabilmente per essere ricostruito richiederebbe almeno la pubblicazione di un libro. Si tratta effettivamente di una stagione in cui questa astinenza dalla vita professionale aveva creato negli architetti romani una carica spirituale veramente impressionante, che poi si è riverberata anche sulle opere di chi è riuscito a uscire da questa proibizione, in un certo senso. Autoproibizione, perché in fondo è stata una scelta consapevole quella di non accettare le condizioni di una professionalità asservita alla speculazione edilizia e di proporre invece un tipo di indagine dell'architettura basata essenzialmente sul disegno. Ecco, forse è giusto, dopo che voi avete visto questi disegni del progetto di San Giovanni, riflettere su che cosa di borrominiano c'è nell'architettura piranesiana. Ecco, un elemento che è stato messo in rilievo da Saul Steinberg è la coincidenza di alcuni elementi decorativi. Qui vedete in basso, per esempio, questa doppia voluta che crea un insieme caratteristico e che appunto Steinberg ha messo in relazione con queste doppie volute che stanno nel San Carlino e che evocano un altare antico, in un certo senso, l'altare di sacrificio, e diciamo attraverso queste volute introducono un elemento dinamico. Evidentemente Piranesi ha guardato a Borromini con un occhio maliziato, condividendo un giudizio che era per esempio di Monsignor Bottari, colto bibliotecario della Biblioteca Corsiniana, il quale scrive su San Carlino delle parole magiche che fanno capire come anche in un periodo
pre-illuministico, anzi proprio in un periodo pre-illuministico di apertura verso la cultura europea, si riscopre in Borromini una caratteristica affascinante, cioè, che lo allontana dal tempo in cui ha costruito le sue opere. Ecco, sicuramente Monsignor Botari è stato uno degli intellettuali romani che hanno appoggiato Piranesi, lo hanno assistito, lo hanno aiutato, e quindi è evidente che questo amore per Borromini è nato da questa intelligenza romana di sacerdoti più che altro giansenisti, che evidentemente si distinguevano dalla cultura romana più diffusa, diciamo, ma acquistarono un peso anche in quel breve periodo che si può considerare dell'apertura verso l'illuminismo. Quindi, diciamo, l'interesse di Piranesi per Borromini ha delle radici ideali in questa rilettura della tradizione classica, che la interpreta non come qualcosa di fisso. In effetti, diciamo, è stato il Rinascimento, con la sua radice neoplatonica, a gestire l'antichità classica come un insieme di regole indefettibili, fino a diventare un sistema manualistico come quello proposto dal Vignola. In realtà chi rilegge attentamente Vitruvio si accorge che Vitruvio, proprio nel prendere atto che le proporzioni dell'ordine cambiano a seconda dei tempi, ammette proprio come un aspetto positivo questo rispecchiare delle forme architettoniche l'evoluzione del gusto. Ecco, quindi secondo me la linea su cui si sviluppa l'atteggiamento di Piranesi verso l'antichità romana, e che poi si estende all'antichità etrusca e all'antichità egiziana. Cioè il passato non è un passato che detta legge, è semplicemente un passato che richiede conoscenza e amore, e che diventa uno strumento straordinario per progredire, per arricchire l'architettura di sfumature nuove. E quindi, ecco, su Piranesi si potrebbe parlare molto a lungo. Il parere sull'architettura rappresenta una testimonianza di questo fatto che nella cultura del suo tempo c'erano due anime opposte in conflitto, e che lui ha interpretato risolvendo questo conflitto in una forma di sintesi spirituale straordinaria, che effettivamente è espressa soprattutto nei suoi disegni. Ecco, queste analogie con l'architettura di Borromini si possono ritrovare anche nel fatto dell'ispirazione alla natura. Sappiamo che Borromini aveva nella sua casa delle conchiglie su dei piedistalli di ottone in forma di aquila. Piranesi dedica le conchiglie soprattutto a queste torritelle verticali, una pagina mettendole in relazione con le forme dei vasi classici. Qui abbiamo un'immagine del Palazzo dei Cavalieri con l'abside della chiesa. Ecco, da Borromini Piranesi eredita una sorta di disparità, di dualismo, che consiste nel portare la decorazione fino all'eccesso da una parte e invece eliminarla quasi completamente dall'altra. Ecco, per esempio questo ordine a fasce è lo stesso ordine a fasce che si ritrova nella chiesa di San Carlino nel convento, così come nella torretta ovale si può vedere un'influenza della visione, della predilezione borrominiana per il cilindro ovale, che viene scelto come piedistallo sia per la Pietà di Michelangelo, quando Borromini era soltanto uno scarpellino, sia poi nei piedistalli della Cappella dei Re Magi alla fine. Ecco, questa immagine che vi mostro rende giustizia a questa facciata della chiesa del Priorato, la quale è stata
privata dell'attico dalle cannonate dei francesi, e nessuno poi ha avuto il coraggio di ricostruirlo, anche quando, diciamo, il ripristino era ammesso dai restauratori. Adesso il ripristino è improponibile, però, diciamo, questa immagine ci fa capire come la chiesa originaria cinquecentesca sia stata trasformata radicalmente in una specie di, appunto, di prospetto che si stava verso l'alto, con uno slancio che adesso in qualche modo ha perduto. Ecco, questa è un'immagine affascinante che fa capire come Piranesi sia appunto l'elemento intermedio tra due tipi di idealismo architettonico, quello borrominiano da una parte e quello degli architetti della rivoluzione dall'altra. Questa sfera gigantesca che sorregge la figura del santo, in realtà così denudata, in qualche modo si imparenta con il mausoleo di Newton di Bourdieu. Ecco, qui vedete un particolare dell'interno molto significativo. Ci sono queste cornici che, come vedete, ritornano su se stesse, si rispecchiano come se fossero appunto oggetto di una specularità. Questa è una caratteristica tipica della continuità plastica che Borromini persegue, perché è l'eredità che indubbiamente interessa maggiormente Piranesi, insieme a quella della ricchezza decorativa. Qui vedete come appunto le modanature corrono intorno, si congiungono, si disgiungono. È una caratteristica che si ritrova nell'architettura borrominiana. E quando si tratta di immaginare la Roma antica, lì Piranesi sembra effettivamente direttamente influenzato da quella ricerca aperta di modellazione dello spazio che caratterizza il barocco, e effettivamente leggendo i suoi libri si capisce, c'è continuamente questo riferimento all'affermazione di non so quale teorico francese che dice che la ricchezza decorativa finisce per complicare e rendere incomprensibile, così come avviene nella lingua. Piranesi cita questa frase proprio per dire: io la penso in modo completamente diverso. Se la complessità ha una sua ragion d'essere, ha un suo spessore simbolico, questa complessità è in un certo senso un risultato semplice, un risultato che parte dal confronto tra soluzioni diverse che maturano gradualmente. Il Campo Marzio è effettivamente un'immagine di una fantasia sbrigliata che include quelle indicazioni in nuce nell'architettura tardoromana, riprese dal barocco, e che in un certo senso aprono verso la sperimentazione dell'architettura moderna. Quindi è effettivamente da questa sua posizione così curiosa di personaggio che si limita a disegnare e non riesce a costruire, Piranesi viceversa acquista una centralità nella storia dell'architettura, una centralità tra tre secoli che si distinguono nettamente e di cui lui riesce a darci appunto questa impressionante sintesi. Ecco, quindi Borromini lo aiuta in questo senso, lo aiuta ad essere un personaggio che non è schiavo del tempo in cui vive, che vive questo tempo drammaticamente e in qualche modo riesce spesso a liberarsene, o perlomeno a liberarsi da quegli aspetti che lo costringerebbero appunto ad adeguarsi al gusto del tempo. In questo senso è un precursore della modernità. Grazie a Paolo Portoesi per la sua straordinaria lucidità con cui ha riletto Piranesi. Bene, la parola a Donatella Fiorani. Grazie.
Buonasera, ringrazio l'Accademia appunto di avermi posto questo invito e l'ordine che ha derivato per avermi consentito un sopralluogo diretto e molto approfondito della chiesa restaurata, e l'architetto Giorgio Federi che mi ha dato disponibilità di lettura delle relazioni del progetto e di una versione diciamo un po' diversa del PowerPoint su cui ho potuto costruire un po' i miei ragionamenti che vi sottopongo. Il restauro di un'architettura, soprattutto quando essa rappresenta un unicum, come nel caso della chiesa riconfigurata da Piranesi sull'Aventino, costituisce sempre un formidabile momento di verifica delle conoscenze storiografiche acquisite, nonché una preziosa occasione di confronto da una parte con l'evidenza figurativa, tecnica e materiale dell'opera e dall'altra con la sensibilità culturale del proprio tempo. Tale conoscenza si riverbera inesorabilmente sulla redazione della fabbrica al termine dei lavori e in questo senso ogni intervento di restauro trascende la mera sfera tecnica per consegnare all'opera trattata una sua più o meno evidente componente interpretativa. Sulla chiesa di Santa Maria del Brodato è stato scritto e studiato e detto moltissimo e si sono seguite linee di approfondimento diverse a partire dal lungo processo di studio e di attribuzione che si è sciolto poi con il cover nel 1961 all'attenta restituzione della vicenda costruttiva settecentesca, perché la chiesa ha la non frequentissima fortuna di avere esplicitato tutto il cantiere berlinesiano grazie all'invenimento del libro dei conti conservato alla Columbia University di New York, all'identificazione degli aghi borromignani che oggi i portoghesi ci ha così chiaramente risposto. Mi era stata mia cura di tornare al suo Roma barocca proprio per riprendere alla radice questa lettura, e chiaramente alla decodificaziano delle scelte decorative intimamente legate alla storia dell'ordine dei Cavalieri di Malta e del sito in cui sorge, che caratterizzano in particolare la facciata, la navata e l'altare maggiore. L'attento rilievo del degrado e la descrizione degli interventi tecnici condotti, in particolare ma non solo sulle superfici architettoniche, aggiungono nuove o dimenticate informazioni sulla composizione materiale dell'opera, su alcune modalità di intervento del passato, su problematiche conservative ormai risolte o ancora in parte persistenti, offrendo una prospettiva di lettura apparentemente solo tecnica, ma in realtà molto legata alla dimensione figurativa e interpretativa. Ritengo molto importante sottolineare questo aspetto, perché la separazione e lo sviluppo autonomo di letture figurative e storico-costruttive e il lavoro da una parte e il lavoro diagnostico e tecnico dall'altro possono dar luogo a equivoci procedurali molto rischiosi nel restauro. La storiografia architettonica e la ricerca in campo conservativo, in certi casi anche dell'archeologia, hanno da tempo incrociato i propri orizzonti di interesse, guardando con particolare attenzione, oltre che all'evidenza figurativa dell'opera, i suoi intrecci estetici, culturali, esistenziali col contesto costruito e sociale, agli aspetti meno evidenti e per certi versi anche più umili della fabbrica, considerata nella sua vicenda edificatoria e nelle sue successive trasformazioni. L'utilità di questo approfondimento conoscitivo è evidente, aiuta gli storici a circoscrivere meglio intenzioni e predisposizioni operative degli architetti e dei committenti, offre ai restauratori indicazioni utili per orientare le scelte dell'intervento, consente agli archeologi approfondimenti opportuni in merito alla diacronia degli interventi degli eventi registrati nel sedime della costruzione e dello scavo. In Santa Maria del Priorato questo tipo di ricerca ha svelato, grazie alla lettura dei documenti e all'investigazione diretta consentita da rilievo, sondaggi e cantieri, dettagli significativi sul modo in cui un profondo amante delle antichità come Piranesi si è confrontato con il reimpiego e il riposizionamento di singole componenti costruttive e con la riconfigurazione della preesistenza tardo-cinquecentesca. Abbiamo così potuto apprezzare la sua disinvoltura nel recuperare e riposizionare pezzi più o meno connotati dal punto di vista figurativo, come l'altare alto medievale, fantastico l'altare alto medievale nella erchia centrale di sinistra, l'arma di Pio V, il timpano della facciata posizionata e rimossa per ben 2 volte come testimonia il libro dei lavori, gli inserimenti murali di porzioni di cornice, masselli di travertino e così via. E anche nel cancellare permanentemente apparati pittorici e decorativi di una certa importanza. In particolare è annotato la presenza di un affresco dell'Ascensione che è ben rimosso.
in un rapporto con l'esistente che è programmaticamente lontano da quello del restauratore, piuttosto attento a ricondurre ad una veste coerente e apparentemente simmetrica una fabbrica piccola ma morfologicamente complessa. Si è così compresa la logica interpretativa della facciata che già nel XVI secolo, nel disegno anonimo conservato da Albertina di Vienna, appariva dotato di timpano, scandita da paraste inclinate e forata al centro da portale a oculo superiore, e che Piranesi riconfigura con un brillante apparato decorativo in stucco e la sovrapposizione di un attico a cui, come ha detto Portoghesi poco fa, si è dovuto rinunciare a seguito dei danneggiamenti dei francesi e il successivo restauro ottocentesco. Abbiamo anche capito che la perizia tecnica adoperata nel rinforzare le fondazioni della fabbrica cinquecentesca, in particolare nel versante verso il Tevere, non è stata sufficiente, tanto da aver richiesto la realizzazione di un importante intervento in fondazione che ha comportato la sostituzione del pavimento e che garantisce da circa mezzo secolo la buona tenuta globale della struttura. Cosa ha aggiunto quindi il recente restauro alla nostra consapevolezza materiale e critica, e in che modo tale comprensione si è riverberata nelle decisioni operative della Chiesa del Priorato? Le scelte tecniche, fedelmente registrate appunto nelle relazioni a cui ho fatto riferimento, descrivono le patologie della fabbrica, le diverse scelte alla base delle operazioni di pulitura, consolidamento, integrazione di superficie, che sono state raccontate già in questa sede e sono sempre state scrupolosamente fondate su condivisibili principi di rimozione mirata delle cause, delle evidenze di degrado, di compatibilità materica e figurativa e di distinguibilità accorta e discreta nell'intervento di sutura. Abbiamo certo avuto conferma di come un attento lavoro di monitoraggio e gestione conservativa sia comunque necessario, al di là dei più evidenti e per certi versi gratificanti interventi di restauro puntuale. È necessario, a mio avviso, presidiare la causa più insidiosa e costante del degrado, costituita dall'umidità, soprattutto per la Chiesa del Priorato dell'umidità di risalita, potente e pericoloso veicolo di sali. Di questo si dovrà sicuramente tener conto nella gestione futura nel tempo della Chiesa. Ma soprattutto si è aggiunto un tassello di novità alla percezione cromatica dell'opera piranesiana, rispetto alla quale le immagini consolidate e la letteratura esistente hanno sempre restituito una redazione coerentemente monocroma sia nella facciata che negli interni. Non mi è stato purtroppo possibile visionare le scalette cromatiche realizzate nel corso dei lavori. Ferretti ci ha parlato un po' delle modalità con cui si è studiato questo problema del colore, ma comunque appunto le relazioni che ho letto hanno chiaramente commentato, soprattutto in particolare le relazioni tecniche costitutive dei lavori, hanno chiaramente commentato le argomentazioni delle scelte. L'esistenza di una bicromia bianca o caviale inferciata è comunque evidente nelle fotografie di cantiere relative alla pulitura dei depositi, anche se da queste non è possibile desumere l'effettiva fase storica di riferimento. Ferreri ci diceva appunto si è trovato questo colore ocra, io sul retro delle foto che adesso ha presentato del cantiere ho visto anche un ocra più scuro, sicuramente ottocentesco, quindi l'Ottocento qualcosa ha fatto e purtroppo appunto non avendo l'evidenza della scaletta cromatica mi affido a quello che lui dice chiaramente. La scelta di alternanza cromatica dell'interno non si appoggia su riscontri materiali simili, ma sull'analogia con quanto rilevato nei fondi delle ordinanze esterne e sull'evidenza presente di un tono gracea, come ci ha descritto prima, nel disegno di una finestra in top plate sul fianco destro della navata. La disposizione di queste finestre dipinte assicura la simmetria apparente dello spazio esterno, pur nell'impossibilità di assicurare fonte di luci reali nella muratura sovrastante, la seconda, la terza e la quarta nicchia di destra. La mia limitata conoscenza della stratigrafia cromatica rinvenuta in cantiere non mi consente di offrire ulteriori valutazioni sulle scelte operate dal restauro. Mi pare però interessante osservare come la redazione cromatica proposta muti significativamente la percezione della fabbrica all'interno più che all'esterno. L'immagine della facciata, infatti, riceve dalla variazione cromatica un'accentuazione di profondità che diviene, alla luce diurna, semplice e per certi versi canonica vibrazione percettiva, per la chiara gerarchia istituita fra fondi e ordinanze. La visione di navata e presbiterio si impone invece con maggiore evidenza nell'illuminazione moderata dell'interno. Disegna più nettamente la geometria della volta a botte mulettata della navata e del transetto,
fa risaltare il disegno degli stucchi sulla superficie di fondo, fraziona la parete delle nicchie che accolgono i cenotafi, accentuando in alcuni casi il ruolo di raccordo svolto dalle decorazioni in stucco rispetto ai riquadri in cui la parete viene ora ripartita con evidenza. Non so quanto questa sottolineatura insistita della profondità plastica delle superfici tramite il colore sia legata alla coraggiosa interpretazione di inconfutabili tracce filologiche o costituisca piuttosto il portato di certe suggestioni desunte dal Piranesi incisore, le cui straordinarie acqueforti restituiscono spesso con chiari accorgimenti chiaroscurali il senso tridimensionale dell'architettura raffigurata. Non c'è dubbio però che la chiesa oggi restaurata restituisca un'idea dell'architettura piranesiana ancora più vicina a quella dell'artista incisore e forse un po' più distante, ma questo è un argomento purtroppo appunto, c'è il professore magari che li lancio come suggestione, forse un po' più distante dalla visione borromignana che era inequivocabilmente monocroma, come ci ha detto Roca Ganicis, dell'interno lateranense. Beh, in questa mia stimolo, provocazione critica, penso che si possa in qualche modo intravedere come in questo continuo rimando fra esercizio storiografico e applicazione del restauro sia possibile riconoscere sempre nuovi stimoli e motivi di arricchimento, e questo penso che per il restauro sia un valore aggiunto molto importante. Grazie. Grazie a Donatella Fiorani, parola a Francesco Prosperetti. Grazie a Donatella Fiorani, soprattutto perché il suo intervento dettagliato e puntuale sul restauro mi solleva l'obbligo di commentare un restauro che la sovrintendenza ha seguito da vicino, e quindi nel sentirsi corresponsabili non ne vorrei parlare. Vorrei solo ricordare che in qualche modo c'è stata una fortunata coincidenza che ha fatto sì che l'impresa che ha seguito il restauro sia in qualche modo definibile uno spin-off della sovrintendenza, in quanto Massimiliano Sardelli, che è il direttore tecnico, è un nostro collega recentemente pensionato dagli obblighi di sovrintendenza, è passato con vantaggio per noi sull'altro fronte, quindi un restauro accurato che come pochi è stato diciamo, condiviso e seguito dalla sovrintendenza. Quanto detto mi permette però di affrontare una cosa che mi sta più a cuore, anche se mi dispiace di non aver portato con me immagini, di non aver avuto il tempo di preparare in maniera adeguata questo intervento, perché come immagino possiate capire il lavoro di sovrintendente ci sottopone a continue urgenze, ci toglie il fiato per fare le cose che ci piacerebbero. Però condividere con voi alcune considerazioni sulla chiesa di Santa Maria del Priorato è una cosa che mi fa particolarmente piacere. In primo luogo perché è stata la mia scoperta giovanile, nel senso che quando ancora forse facevo i primi anni di architettura e leggevo di Piranesi e di questa sua opera, non avevo assolutamente capito dove stava, e finché un giorno, alzando gli occhi dal lungotevere, dissi ma è lì. Forse era stata anche la facciata negli primi anni 70 forse è stata soggetta a un piccolo intervento di ripulitura, per cui brillava particolarmente, come tornerà a brillare a seguito di questo bel restauro. Ma la considerazione che feci allora e che mi sento di fare ancora oggi è che questa chiesa non è una chiesa romana, è una chiesa che trova scarsi riferimenti nella tradizione dell'architettura romana, anche se naturalmente restano tutte vere e inconfutabili le derivazioni che il professor Portoghesi ci ricordava poco fa dall'architettura dei Borromini, ma l'apparato, la composizione della facciata a me ha sempre ricordato in fondo le origini veneziane di Piranesi. Piranesi che sapete, come tutti sanno, è stato allievo di Antonio Scalfarotto, quell'architetto veneziano che
per noi è un po' l'icona di Venezia, nel senso che vediamo la sua opera principale, il San Simeon Piccolo, appena si esce dalla stazione di Santa Lucia. Ecco, qui l'architetto veneziano però è stato in qualche modo un anticipatore di un approccio freddo e neoclassico alla tradizione palladiana, mentre Piranesi rispetto al tema della classicità, come tutti sappiamo, si è sempre posto in maniera profondamente critica. E forse se volessimo andare a vedere quali sono facendo un'operazione freudiana di cosa si era sedimentato nella mente di Piranesi, dovremmo poi produrre un'architettura, la sua unica architettura, che è la facciata di Santa Maria del Priorato. Dovremmo pensare piuttosto a esperienze come di un secolo precedenti, veneziane, come la chiesa di San Moisè, dove un ricchissimo apparato di ordini classici mischiati a trofei, altari e cose arricchisce un disegno di facciata che diciamo, è tutto in quel momento di superamento della tradizione barocca, almeno come si era vissuta a Venezia, verso appunto un'architettura in qualche modo più grafica, più legata all'insistito valore appunto figurativo degli elementi decorativi. Ecco, questo tema percorre in qualche modo tutta l'esperienza di Piranesi, cioè questo approccio libero alla decorazione, tant'è da caratterizzare poi la sua vita romana nella diatriba che lo oppose a Winckelmann, che era teorico della superiorità dell'architettura greca come una rigorosa applicazione di canoni stilistici, contro invece l'architettura romana difesa dal Piranesi e vorrei dire interpretata dal Piranesi in maniera affatto personale come un'architettura basata sull'esperienza ingegneristica, sull'esperienza idraulica, sulla libera composizione di elementi e di tipologie decorative in qualche modo scardinate dall'ortodossia degli schemi. Se solo pensiamo a due cose in fondo coeve, come la decorazione di Winckelmann degli interni di Villa Albani e all'opera invece solo disegnata di Piranesi nelle diverse maniere da adornare i camini, che è una raccolta appunto famosissima di questa sua tarda esperienza, diciamo, di pastiche architettonico e quasi di designer legato a un vocabolario che viene dalle antichità più varie, da quelle toscane a quelle etrusche a quelle greche e che compone in maniera estremamente libera rispetto agli schemi e al rigore winckelmanniani. Ci rendiamo conto quale diversità appunto caratterizzasse l'approccio all'antico di un personaggio come Piranesi. Una diversità che in qualche modo percorre poi anche la sua vita. Lui è un personaggio che oggi definiremmo affascinante e al tempo stesso ricco di ombre, nel senso che questa sua vita legata a una capacità lavorativa straordinaria che coinvolge non volenti anche i familiari, no? Lui mette a lavorare la figlia, il figlio e stabilisce rapporti di grande conflitto con la sua famiglia in questa vis produttiva che lo porta pian piano a come dire, maturare una professionalità del tutto nuova. Pensiamo al fatto che lui nasce nella tradizione appunto del vedutista, dell'incisore, che lavorava con la munificenza e il mecenatismo di nobili che finanziavano il suo lavoro. E a un certo punto c'è questo famoso questione che monta con Lord Charlemont che prima si offre
finanziare la sua opera incisoria, poi fa un passo indietro, lui scrive, fa libelli polemici eccetera, e poi si rende conto che può andare avanti sulle sue gambe, no? E lui fonda un nuovo modo di essere operatore dell'arte, dell'architettura in piena autonomia, cioè senza dipendere dal Signore. In questo è di una modernità sconvolgente rispetto ai tempi. Ecco, questa cosa però lo porta nel tempo a diventare un po', come si dice, mercante, no? Il suo approccio libero alla composizione architettonica diventa un approccio libero anche alla rilavorazione dei pezzi romani. Lui commerciava, prendeva pezzi di scavo, li conformava diversamente, creava dei pasticcio e crea un mercato per questa sua produzione che forse solo a Roma poteva avere luogo, no? Lui dice in realtà l'unica città dove si può vivere è Londra, però di fatto non vive a Londra, vive a Roma, perché Roma è la città dove confluiscono in quegli anni gli amatori di cose d'arte, gli artisti, e di questo ricco mercato lui trae vantaggio. Ecco, io vorrei dire, e qui mi fermo, che la mia sensibilità, la Chiesa di Santa Maria del Priorato appartiene proprio a quest'ultima fase di Piranesi, una fase in cui lui è meno militante come architetto, come teorico, ma è affascinato dalla ricchezza della decorazione e la profonde in maniera appunto estrema in questa chiesa, adottando una tecnica operativa che è quella dello stucco, che fa sì che questo apparato decorativo ricchissimo riesca a costare poco, perché di fatto rispetto a farlo in pietra da taglio sarebbe stato tutto un altro discorso, però capisce che come dire, per essere piranesiani fino in fondo la produzione di forme è il suo vero obiettivo, e queste forme ne profonde in quantità, tra le più belle direi quelle che adornano il soffitto della volta della chiesa e l'altare con questa doppia prua di navi nostrate che sorregge questa sfera o quest'uovo. Vedo più un uovo che una sfera, legando a questo tutta la simbologia che si può legare a quella forma. Comunque un qualcosa, una libertà, lo ricordava giustamente il professor Portoghesi poco fa, che ritroviamo tutta, più ancora che nelle carceri, ma la ritroviamo tutta nel Campo Marzio. Il Campo Marzio è un'opera straordinaria perché è storicamente fondata, si basa sulle ricerche archeologiche che in qualche modo già intuivano la presenza di importanti monumenti nel Campo Marzio, ma lui la arricchisce, la moltiplica all'ennesima potenza, fa del Campo Marzio una città fatta solo di monumenti, dove non esiste altro che il monumento, che la forma, che la decorazione, e questo è il suo vero trionfo. Grazie davvero Francesco Prostretti per questa libera interpretazione e piacevole, assoluta. E poi fra l'altro è vero, l'architetto veneziano, l'ho segnalato all'inizio, in tutti i frontespizzi, e quindi questa venezianità che pochi ricordano invece è importantissima. Paolo Portoghesi ha parlato di vibrazione percettiva, muscolare, però è vero che si va verso il tonalismo della pittura veneta, in fondo. Non è un caso che dalla frantumazione del segno alla polverizzazione del segno i cieli decantati da Portoghesi parlano proprio di questa dimensione, no? Dai teleri di Carpaccio a Giovanni Bellini, no? C'è tutta questa idea del ritrovare la monumentalità dei singoli pezzi, delle singole parti che compongono, su suggestioni borromignane, su suggestione degli orti viciniani, lo spazio come gemmazione, come proliferazione spaziale, eccetera. Sono tutti temi che vanno dalla Roma antica fino a Bologna e che lui sa riprendere in questo senso, facendoli rientrare in un discorso, in una dialettica continua tra Eros e Thanatos, no? Tra morte e rinascimento, un rinascimento come periodo, ma proprio come rigenerazione, no? Ecco, se mi consenti un'osservazione da sovrintendente, dobbiamo domandarci se il fatto che lui poi non fu nominato
mentre fu nominato Winkelmann commissario dell'antichità di Roma, per Roma sia stato un bene o un male. Forse è stato un bene, perché considerata la grande libertà che lui aveva nei confronti dell'antico, non aveva, diciamo, come dire, la fisionomia del conservatore, era un personaggio di grande forza creativa, e forse è meglio che a commissario dell'antichità ci sia stato. Io non so se sia arrivato Francesco Scoppola? No, Francesco Cellini. Per una domanda, volevo solo fare una domanda a Scusami? Prosperetti, restauratore. Dunque, buongiorno. Parla il Presidente. Presidente, ma non Presidente, sto parlando come architetto, nel senso che ieri sono stato appunto come Presidente dell'Accademia anche a sentire la conferenza stampa e rivisitare, erano secoli che non rivedevo la Chiesa. E mi è venuto ieri già un dubbio che deve essere preso, perché i complimenti al restauro, alla sua qualità, i dati acquisiti, le conoscenze sicuramente che in un restauro così fatto così bene si ottengono e sono un patrimonio reale. Però il dubbio è questo: la facciata delle chiese mutila, è diversa e si vede. Io sono un stupido architetto, diciamo. La ricchezza, l'intrigante complessità dei fastigi del muro fuori, il plantare, la chiesa è stupida, è una chiesa, gli manca l'attico. Ha un difetto evidente, poi è bellissima nei dettagli, intrigantissima, però è mutila. Allora io il dubbio che ho è La replica. No, io so benissimo che oggi non siamo nelle condizioni di immaginarsi sulla base di una ricostruzione filologica però nel restauro non si poteva tentare di suggerire al visitatore che ci si trova di fronte a un oggetto mutilo. Quando andiamo a vedere le antichità classiche, tutte quelle, in qualche modo abbiamo eliminato ormai le superfetazioni di gesso, non so, penso ai vari timpani greci. È chiaro che abbiamo anche scherniti, forse giustamente, eliminando quelle specie di... abbiamo dato quelle gambe, che vedevo dire, di plastica all'Apollo di Veio, che c'erano tanto tempo fa, e meno male. Però sono posti su un altare, in una posizione, in un insieme, che suggerisce non ti trovi di fronte a un oggetto finito, ti trovi di fronte a un oggetto incompiuto o mutilato. E invece quella lì sembra finita e tu dici, ma è possibile? Piranesi era così stupido da fare una chiesetta in quel modo? Ecco, come oggi avete fatto tanti esempi di riferimenti veneti. Pensate al Redentore, il Redentore senza attico l'avrebbe fatto mai Palladio, è una cosa così, l'attico era indispensabile. Qualche sassetto, qualche muretto messo sopra a far capire che lì gli manca un pezzo, non sarebbe stato opportuno. Donatella Fiorani credo che già stia per scatenare sul scalo come George Bush padre. No, volevo dire che per fortuna abbiamo il drone, perché è vero che non ci sta diciamo visibilità da sotto, ma con le immagini col drone si è visto l'attacco. I turisti vanno lì e vedono quello, vedono un'altra cosa. Sì, diciamo che no, io capisco l'intento, mi chiedo su quel tipo di architettura cosa si può fare di più, la falsa rovina, il profilo muto, che non credo proprio che sia quella linea di Piranesi, però il fatto appunto, cioè quella osservazione che condivido, perché non si deve capire che c'era qualcosa, diciamo che magari un'osservazione consentita da altri punti di vista comunque ce la ridà, non è quella che ci ha dato Piranesi, però comunque dà la traccia storica che serve, di più non lo so, senza scatenare. Sono droni pacifici, non sono droni di guerra. Su questo tema posso dire una cosa. Noi abbiamo recentemente autorizzato, con scandalo del 70% credo del mio ufficio, ma con il mio impegno, la ricostruzione della villa Petacci sul Caminuccia, che era stata bocciata non tanto sul tema della diciamo,
ammissibilità o meno della replica, perché la sovrintendenza non aveva nemmeno competenza in quel caso, ma con il criterio che dal punto di vista paesaggistico non si poteva fare. Allora la mia posizione è stata quella di dire che il criterio paesaggistico ce lo potevamo rimangiare, no? Tra l'altro c'era una questione, diciamo, di buoni rapporti internazionali con l'ambasciata dell'Iraq che voleva ricostruirlo, e quindi in questo momento, adesso non so quale sarà l'iter, ma la ricostruzione filologica di un buon 70% al vero della Villa Petacci è in corso, poi comunque in via di... mi rendo conto che il tema è difficilissimo, ma ci sono una serie di casi in cui forse si può ragionare, si può discutere intorno al tema della replica. Un'altra replica possibile è quella della replica virtuale, ma sul posto. Cioè, noi stiamo studiando con un partner industriale la possibilità di accennare alla tornando a parlare di Ferrovie, mi dispiace che il professore sia andato via, ma a Sant'Andrea delle Fratte voi sapete che ci sono ipotesi suffragate da una scarna documentazione sulla natura del completamento del tamburo di Sant'Andrea delle Fratte, ci hanno offerto, stiamo valutando la possibilità di fare delle proiezioni che durano una notte e che cercano di recuperare quel tipo di suggestione. Ecco, io credo che questo è un tema su cui bisognerebbe avere il coraggio di confrontarsi di più, di non chiudere il discorso semplicemente dicendo non è più il tempo di. Ci sono delle situazioni in cui forse, con tutto che la vedo difficile nel caso di Sant'Antonio del Prelato, il tema della replica, o comunque dell'avvicinare la percezione a quella dell'oggetto originario, possa essere posto in maniera laica senza preclusioni ideologiche. Io ricordo un'esperienza tua, sempre credo, di Santa Maria Antiqua, in fondo nel restituire le stratificazioni, no? E quella è stata un'operazione straordinaria. Quindi se si potesse arrivare a un uso della tecnologia che possa far prevedere, vale a dire, non una dimensione virtuale alla Robert Venturi nella Franklin Court di Filadelfia, ma una, non so tecnologicamente come, ma poter arrivare, ritornare a quello che voi avete fatto vedere nelle stratificazioni di Santa Maria Antiqua, questo sarebbe straordinario. Posso dire una cosa? Scusate, dall'Ottocento in poi la gran parte della conservazione del nostro patrimonio, io penso che conoscevo questo Firenze allora, se non ci fosse lo sperone esterno, l'intervento di Valadier e tutta l'integrazione di Salvo, perché si sono posti tutti e tre in modi molto diversi esattamente questo tema, non di fare all'identic una ricostruzione in fondo impossibile, e oggi di intervenire in modo da ottenere due risultati: permettere a chiunque una reintegrazione come era senza farla, e facendola anche in modo estremamente pragmatico, economico. Tipico è l'uso di mattoni disposti in qualche modo leggibile al posto delle murature di travertino di marmo siano, oppure tutte le ricostruzioni fatte ammirevolmente, secondo me, in tutti gli anni fino agli anni 60 delle varie anastilosi di colonne dappertutto. Cioè, se un tempio o sta giù in briciole come a Selinunte e rimane evocativo perché se no altri pezzi stanno sul posto, non so come, oppure si è fatto una cauta anastilosi che però in certi casi è sufficiente a capire che il capitolo di frutta è quel che resta del passato, ma quel passato lo posso ricostruire. Il problema di quella facciata è che è ingannevole, ti induce a pensare che tutto sommato Piranesi sì, era bravo, ma insomma non tanto, perché una facciata così stupida è stupida quando non lo era sofisticatissima, era un intreccio fra una cosa verticale e un timpano, era molto più bella.
stai facendo un danno all'immagine, alla memoria di quella persona. Ora, farlo non so come, il drone serve, ma chi lo vede il drone? Oggi abbiamo la fortuna di vederlo, se ci fossimo soffermati e tu ce l'avessi indicato avremmo visto la traccia in qualche modo, ma non si vede, il turista che viene lì fa solamente quello, si può fare anche certo con il cartello dicendo guarda la facciata non era così adeguata. Però io credo che nemmeno lasciare ai posteri un edificio ci sia bisogno di intervenire, ripeto, con delicatezza. Capisco che è difficile, capisco che bisogna fare un concorso, non so che non è automatico, però era l'obbligo di restituire quella cosa con il segno che non fosse così, finita lì, perché non è finita lì, è un mezzo pezzo, il resto è bellissimo, è fatto benissimo, il resto è integro. Questo è mutilo. Negli anni 70 c'era una piccola collanina editoriale, mi pare di Puzzoni, chiedo conforto Donatella, dove mi pare fosse uscito un piccolo documento che si chiamasse di Giovanni Carbonara, la reintegrazione dell'immagine. Lì era tutto concentrato, in particolare mi ricordo una cosa perché io andavo a cercare le ciliegie vicino di San Giovanni in Argentella, è possibile? Ecco, ricordo che sono contento di stato 40 anni. Ecco, era una provocazione sulla base che si prendesse il tema. Capisco diciamo, la critica tutta architettonica che fa, il problema è come fare a integrare Piranesi senza la decorazione, perché adesso al di là dell'innesto figurativo... Non mi sto candidando a farlo. No, non è quello, è che temo che se togliamo l'aspetto della decorazione in realtà qualsiasi cosa andiamo a fare diventa un'astrazione che più nulla ha a che vedere con Piranesi. Quindi adesso al di là della questione appunto se costruire sì o ricostruire no, che eviterebbe un'altra giornata che fosse più di dibattito su quel caso specifico, appunto io ho questa perplessità, però è un argomento di riflessione. Vedo nel frattempo Eugenio Airoldi che non sa come trovare le parole per dirlo al Gran Priore, per cui lo vedo sbiancato quando parla Cellini, riprendere fiato quando parla Donatella Fiorani. Però un bel cartello davanti, da un lato magari, ce lo mettiamo. Assolutamente sì. Beh, da sotto in realtà, perché si doveva percepire da sotto, dalla quota del Tevere, e per quello forse che questo attico fu realizzato, per dargli più l'impressione. Stessa cosa anche quello che è la cromia chiara del fronte rispetto al resto, doveva essere veramente impattante, e un pochino è tornato ad esserlo, perché come ricordavano prima, effettivamente il fronte chiaro e il resto ha una cromia più scura. E avevo detto parlare al tavolo perché abbiamo impresa. Io non so se nel frattempo sia arrivato lo scopo perché fare i puntati non riesco. Scusi una domanda, ma non ci sono disegni preparatori della facciata fatti da Piranesi autonomi? C'è il disegno di distribuzione della facciata, quell'attico che è stato presentato prima, Quello che ha e poi c'è il disegno della facciata che non piace a Cellini, che è quella cinquecentesca, perché in realtà l'impaginato è proprio quel cinquecentesco, cioè là Piranesi è intervenuto semplicemente aggiungendo gli stucchi, non ha trasformato praticamente nulla. Ma probabilmente anche con l'idea di tornare al modello del Covardis, no? Per cui nel Cinquecento la Chiesa... No, però io la lettura che da lui la condivido, nel senso che effettivamente l'innovazione è proprio in quell'intersezione tra questo fronte quasi arco di trionfo con questa terminazione all'attico-piano e la capanna, che è un'innovazione forte, cioè è l'innovazione architettonica del Piranesi. Sul resto lui aggiunge, oltre a fare quel bricolage di pezzi che sposta veramente divertentissimo, ma non in facciata